Buon pomeriggio amici di Io Compro Siciliano, ben ritrovati al nostro appuntamento giornaliero di pomeriggio special delle ore 18. Passeremo davvero interessanti pomeriggi con ospiti davvero speciali. Vi ricordo un po' la rubrica settimanale. Ci sono tantissimi argomenti: la cucina dei ricordi, nutrizione e benessere, lo sport e salute, moda e tendenza, e andremo anche alla scoperta domani dei viaggi di Io Compro Siciliano. Ma prima di addentrarci all'interno di questo splendido pomeriggio, vi ricordo il nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com, e potete scegliere tra le varie categorie quello che più vi interessa. Per quanto riguarda la categoria moda e abbigliamento, ci sono tantissimi anche accessori e marchi selezionati di qualità siciliana. Quindi andate a fare un salto. Allora, oggi avremo modo di sognare con tre elementi davvero importanti: il senso della tradizione, il rispetto delle proprie radici e l'approccio sartoriale verso la moda, con un ospite d'eccezione, originario di Vittoria. È una persona con grande vena artistica e con un grande legame con la sua terra d'origine. Si definisce un amante delle cose belle e delle cose buone. Stiamo parlando dello stilista Diego Cortez. Buonasera a tutti, grazie di avermi Buonasera, ospitato nuovamente. Buonasera Norma, piacere di essere in questo benvenuto. tuo programma. Benvenuto Buonasera fra anche. noi, Diego, benvenuto. Siamo anche noi felicissimi e felicissima di averti qui. Grazie, anche per Oggi me è stato un onore. non vedevo l'ora di iniziare questo primo appuntamento di moda e tendenza, perché vabbè, anch'io sono una modella e quindi questo argomento mi è tantissimo a cuore, sono un'appassionata di moda. E quindi Speriamo, iniziamo, dimmi. speriamo di poter dare un consiglio agli utenti. Esatto. Adesso ci addentriamo. Iniziamo subito a parlare di te. Allora, io volevo sapere come nasce questa passione. Ho visto che sei un creativo e hai uno spirito artistico. Da cosa nasce? L'input da dove viene? Diciamo, il seme sicuramente è genetico, quindi io sono cresciuto in una famiglia dove lo zio calzolaio e la mamma sarta, quindi bene o male in famiglia ho sempre respirato aria di tessuti, modelli, capi di abbigliamento. Tra l'altro mia madre era un po' particolare. Quando realizzava i suoi capi, quelli proprio che gli piacevano in particolar modo, non glieli dava ai clienti, se le metteva lei a casa e se le teneva come cimeli, quindi non lo dava al cliente, gliene rifaceva un altro. E quindi da piccolino sono sempre stato in mezzo agli spilli. E da lì mi piaceva disegnare, gli facevo i disegni alla mia mamma da piccolino, quindi ho avuto Ah, questa vena artistica. E quindi ho sempre curato questa mia passione nel disegno. Pian piano ho iniziato a capire anche di tessuti, fino a quando ho fatto tutt'altro che abbigliamento da ragazzo negli studi. E poi l'ho ripreso all'età già matura, diciamo, tra virgolette, perché io faccio già parte di una generazione che a 20 anni ci si sposava e si faceva già dei figli. E invece io ancora ero fringuello, andavo in giro. Diciamo, all'età di 24 anni, dopo la laurea, ho avuto l'opportunità di potermi far conoscere nel mondo della moda, grazie a degli amici che avevo nel Vicentino, nel Veneto, soprattutto nell'azienda di Renzo Rossi, un responsabile commerciale. E così nasce, diciamo, la mia passione. ecco, una Non so se. bella storia. No, è Ecco. bellissima perché appunto ho visto che hai questo spirito artistico e quindi volevo proprio chiederti come mai. Ma il tuo stile, come lo descriveresti? Beh, io diciamo che a me piace le cose un po' luccicanti. Io sono un po' animalier come stile, anche un po' quando si usava la pelle. Ora sono contro l'utilizzo delle pelle e delle pellicce, quindi non ne faccio uso nelle mie collezioni. Però fortunatamente si ritorna al vinile, quindi si possono utilizzare i semipelle, che non è altro che un tessuto. E quindi uso questo genere di moda, ma apparentemente sono un pop street, soprattutto che sta ritornando di moda questa nuova tendenza. Questo è quello che Esatto. io. Quello che tu sei e il tuo stile, racchiuso Sì, anche in questo. Bene, io annuncerei il primo video. bene. Vai.
Ed eccoci ritornati qui. Beh, Diego, di cosa parlava quel video? Sì, ecco, quella è stata una collezione studiata sul mondo del punk e mondo del golf. È venuto fuori chic punk, quindi abbiamo impreziosito tutti i capi con delle borche e degli accessori. Andava molto di moda qualche anno fa quel tipo di abbigliamento, ma in particolar modo mi hai fatto ricordare lì che c'era Pascal, l'inventore della cipria in Italia, che ora non c'è più tra noi, un grande artista make-up che ha realizzato il trucco della mia collezione per le mie modelle. Molto bello, bravissimo. Vedevo che c'era Pascal. uno smoky. E Sì, lì ci siamo sì. ispirati allo street di Londra londinese, perché il golf nasce a Londra, che è uno sport che se uno va a esaminare con attenzione era lo sport praticato dai poveri. In poche parole erano, se tu vedi le colline, vedi c'è la parte del green, poi c'è la parte sabbiosa e il laghetto. In poche parole non era altro dove gli allevatori di pecore, in poche Sì. parole, facevano mangiare sul green, tu vedi la parte dove è rasata, dove mangiava l'erba le pecore, E si invece la allenavano. parte della sabbia dove si riposavano, e le buche che facevano i conigli veniva utilizzato per fare questo gioco tra le persone poco fortunate che facevano questo tipo di lavoro. E poi è stato trasformato in uno sport di elite, tuttora è uno Bene, sport di Diego. elite. Io forse dalla regia non riesco a sentire l'ultima parte. Prova. Forse non L'ultima riesco a parte? sentire. Ecco, ti ho sentito. No, perché mi sfuggivano Eh. alcune tue parole ogni tanto e pensavo che fosse un problema di linea. Quindi riprendiamo. Io ho subito un'altra domanda da farti. Volevo sapere qual è la parte che preferisci nel tuo lavoro, appunto, da stilista. La confezione, la creazione, l'idealizzazione. Diciamo che la parte dove veramente io sono appassionato è quando noi prendiamo il tessuto e si realizza il capo nella prototipia. Difatti adesso sono uno dei laboratori dove io mi appoggio per le creazioni dei capi, dove realizziamo il primo prototipo, il primo capo di abbigliamento. Sono presso una mia collega che è Paola Dezio e si trova a Vittoria in via Roma 281. Chi vuole comprarsi un vestito buono può venire A qui. Vittoria, giusto? A Vittoria, sì, a Vittoria, provincia di Ragusa. E proprio nella realizzazione, quando l'hai terminato e vedi il capo indossato alla modella e vedi che hai fatto un buon lavoro e soprattutto apprezzato, quelle sono le prime soddisfazioni. Poi è chiaro, se ne vendi è ancora di più, quindi hai più Ancora di più, soddisfazione. ancora. Però anche se non è così, è quello che tu hai creato e comunque le vedi come i tuoi figli. Ogni capo Come è un una donna. figlio. Esatto, come una figlia, ecco, perché faccio il femminile, quindi come una figlia. Ecco, Esatto. questo è quello che io faccio nei laboratori principalmente. E ti fai aiutare oppure idei tutto da solo No, dall'inizio? assolutamente. Diciamo che io assisto, vedo. Qualche anno fa facevo anche io. Adesso invece, fortunatamente, sono appoggiato da questi collaboratori, bravissimi tutti quanti, e insieme a loro guardo se c'è da sdifettare il capo oppure da impreziosirlo eventualmente, usando sempre tessuti di alta gamma. Eh sì, come ci Questo è spiegavi quello che prima. sì. Sempre con tante brillantati Sì, anche. anche. Brillantate oppure usare delle stampe personalizzate. Io, ad esempio, la collezione ultima ho utilizzato delle stampe floreali riferite alla Sicilia, tra fichi d'India e fiori di arancio, ecco. Ho fatto una cosa simile, quello che vedete alle mie spalle all'incirca. Intravedevo. Ma io adesso voglio mandare un video abbastanza colorato che poi magari me lo descriverai dopo. Va bene? Mandiamo il prossimo video. Okay. Vai.
Eccoci Beh. qua, che bei colori. Parlaci di questo video, ho visto tinte siciliane anche. Sì, sì. Diciamo, l'ho creata nel periodo del lockdown perché io non vivo in Sicilia, vivo negli Stati Uniti, però il lockdown, non avendo alcuni documenti per poter stare negli Stati Uniti, quindi ho preferito la mia terra, che è un posto dove si sta bene, sia come clima che come zona culinaria, e quindi ho scelto la mia zona per poter trascorrere questo periodo del lockdown. E da qui nasce questo progetto di dedicarla alla mia terra, quindi usando tutti i colori siciliani, tessuti siciliani, materiale, manifattura siciliana e quant'altro. Scusami un secondo perché tu sai, dentro sono attualmente accampato nella mia... Diego, un quindi attimo che ti dalla senti, regia non ecco. riesco di nuovo a Questa sentire l'audio, è una forse... mia collaboratrice che sta prendendo un capo. Sono intrusa. Perché sono qui che stiamo per lavorare, quindi se te lo vedrai passare qualche collaboratrice è perché stanno facendo dei lavori. Bene, Un ecco, attimo a che... posto. Abbiamo avuto problemi Sono con in fase l'audio? di ripresa, sicuramente la linea mi arriverà perché al momento non riesco a sentirti bene. Sicuramente però i miei amici siciliani riescono a sentirti. Bene. Magari adesso mandiamo un terzo video nell'attesa che si riprende l'audio. Vai dalla regia. Eccoci qua. Diego, mi senti? Sì, io ti sento Ok, benissimo. adesso penso, Tu mi sì, adesso senti? penso che la linea sia ritornata, c'è stato questo problemino, ma noi lo risolviamo. No, stavo dicendo che di tanto in tanto vengono i miei collaboratori per prendere qualche capo, perché so, come ti dicevo prima, sono nella sartoria, quindi siamo in piena attività lavorativa. Quindi se vedete qualche persona di tanto in tanto, chiedo scusa, ma sono, come Ti si dice, capiamo. ospite. Ospite. Giustamente indossi la mascherina per prevenzione e fai benissimo. Certo, certo. Bene, Diego, Usiamo la mascherina contro il sempre. Covid. Ma è sponsorizzata anche, ho visto che c'era forse una scritta, no, ok, pensavo Sì, fosse qualcosa... sì, sì. Ok. Eccola qua. Questa mascherina l'abbiamo donata ai pochi fortunati a Vittoria. Questa qui l'abbiamo fatta insieme al maestro Arturo Di Modica, quello che ha realizzato il Toro di Wall Street, che è di Vittoria anche lui. E abbiamo regalato ai nostri concittadini queste... Anzi, abbiamo fatto una raccolta fondi, per essere preciso, per le persone più in difficoltà qui a Vittoria. Ecco, benissimo, che soddisfazione, che belle cose. Sì. Sergio, Cerchiamo di dare un contributo. Diamo un Diego, consiglio scusami. diamo qualche consiglio agli utenti. Cosa possiamo dirgli? Posso dare un consiglio? Sì, 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 magari il consiglio del momento, la tendenza. Allora, avete dei giubbotti a casa che non utilizzati in pelle e copelle, aggiungete delle frange, siete
attivi, cioè siete proprio alla moda al momento, oppure avete qualcosa degli anni 90. Io già da 3 anni che faccio collezioni che rappresentano gli anni 90. Quindi usate, avete delle t-shirt con stampe con transfert, utilizzateli, quelli sono tutti capi che andranno nel 2022. Usate tutte le cose a righe, trasversale, dritte, quello è un bel consiglio per poter utilizzare cose che avete nell'armadio. Visto in un momento Beh, di crisi, riadoperiamo le cose che abbiamo. penso che anch'io prenderò spunto da quello che hai appena detto. Vediamo, visto che si avvicina l'anno nuovo e No, dobbiamo beh, trovarci speriamo. preparati. Bene, Per adesso forza. ti fermo perché dobbiamo leggere dei commenti dei nostri amici siciliani di Io Compro Siciliano e leggiamoli. C'è Celine Alcala: io ce l'ho questa bellissima mascherina. Anche Celine ha la mascherina che indossavi. Ciao Beh, Celine! eh. Ciao Marianita, Selin, un buongiorno. abbraccio. Marianita, buongiorno. Ciao Norma e Io Compro Siciliano. Ci saluta anche Marianita, un Eh, bacione. Giovanni Arena, buona serata. Buona serata Giovanni. E Bucchieri Salvo, ciao Norma e ospite, un abbraccio. Ciao Salvo, ciao Daniele Gambino, buonasera a tutti e la splendida Norma Argenta, modella indossatrice come poche. Ciao Daniele, lui mi conosce bene. Selina Alcala, buonasera carissimi. Buonasera Selin da parte nostra e di Diego. Antonio buonasera. Rotondaro, saluti da Palinuro. E beh, saluti anche dalla nostra Sicilia. Abbiamo letto un paio di commenti perché devi sapere, Diego, che noi siamo sempre in connessione anche con gli amici che ci seguono a casa. Ho visto Infatti tanti loro, maschietti. Ho visto tanti tanti maschietti, no? maschietti, Sei tanti seguita bene. femminucci. No, penso in generale. Bene, io vorrei No, scherzo. continuare. E ti volevo chiedere quali sono che tu pensi i punti maggiori di forza durante appunto la creazione, quello che il punto proprio di forza che credi che sia per la collezione diciamo il top. Ok, tu dici il punto principale, il capo essenziale di una collezione, ma Anche sì, sì, sì. fondamentalmente diciamo che un capo ben preciso non c'è, perché quando fai una collezione la fai mista, fai sia pantaloni, gonne, capispalla, abiti da sera, da cocktail, però qualcuno magari si specializza in alcuni settori, chi può essere più bravo a fare il pantalone, oppure la già, ad esempio, uno dei più grandi, il collega e maestro Armani, è specializzato nelle giacche. La giacca Armani è famosissima perché fu il primo a farla diventare prêt-à-porter, quindi trasformarla a livello industriale. Il punto di forza adesso nella moda, diciamo che vanno questi pantaloni abbastanza comodi, larghi, utilizzando materiali un po' sintetici, non più materiali di materie prime come potrebbe essere il cotone, ma Cotone. prodotti sintetici come il vinile. Difatti, molti capi vengono fatti con questo materiale. Ecco. Questo è Quello che diciamo che va in più voga. Ma la creazione sì. più innovativa tua che hai fatto in questi anni o le creazioni, magari ce ne sono anche di più e sicuramente. Beh, un bel capo che ho realizzato che è stato anche premiato sono stati due. Uno è stata la felpa gioiello di qualche anno fa e anche un piumino trasparente realizzato con del PVC e con le piume che si intravedevano. E ha avuto anche un grande riscontro come innovazione stilistica. Poi oramai nel mondo della moda tutto si accomuna, quindi bene o male facciamo tutte le stesse cose. Ti puoi differenziare usando qualche materiale su qualche stampa o su qualche prodotto di ricerca, che so, magari c'è stato qualche anno fa che si utilizzava la pelle di pesce, esempio. Eh, oramai invece si usano tutte queste materie plastiche e quindi bene o male ci siamo tutti messi allo stesso livello, ecco, usando Ecco, questi materiali. standardizzati. Esattamente. Bene. Ma le tue creazioni sono tutte made in Italy oppure, non so, perché so che Ecco, questo è anche una Maison quello hai toccato un raccontaci. bel tasto.
Ecco, Ecco. noi facciamo solo e esclusivamente Made in Italy. Noi distribuiamo nel mondo solo Made in Italy. Dei laboratori che ho nel Veneto, nella zona di Piove di Sacco, e da quest'anno, come dicevo, voglio dare anche un contributo alla mia terra nella zona del Ragusano. Difatti ho due o tre laboratori sparsi per la Sicilia, per zona Modica, Comiso e Vittoria. Quindi mi appoggio a queste tre realtà, creando per la prima volta, qui soprattutto nel Vittoriese, un laboratorio dove prepariamo qui, che non le fa nessuno in Sicilia Nessuno. purtroppo, nessuno, t-shirt e felpe per il street, per la moda di tutti i Da giorni, strada. diciamo, ecco, da strada, ecco. E il Perché per qualche anno ci andremo a vestire in questo modo, perché a causa del coronavirus almeno ci vorranno un paio d'anni per ritornare con i bellissimi abiti da sera e sporgiarli negli eventi importanti. Esatto, non vedo l'ora di indossare qualcosa di brillantato. Sai, ormai con questo virus bisogna rientrare a una Anche, certa ora e anche quindi architettonico, facciamo anche qualche capo architettonico un po' voluminoso, particolare, con stringhe, stringhette divise l'una da una parte all'altra, eh sì, vabbè, non solo vestiti. abbiamo avuto modo di notare attraverso i tuoi video che appunto abbiamo girato prima che sono proprio delle collezioni anche abbastanza complicate, quindi da indossare anche in una certa occasione. E ci sono anche capi Esattamente. Anche prêt-à-porter. pezzi unici. Sì, anche qualche pezzo unico facciamo per qualche star in California, zona Hollywood. Ecco, io volevo parlare un po' della zona fuori Italia e quindi del marchio a New York, Diego Cortez Sì, New York, giusto? New York City, ma è la linea sportwear quella. Ah, ecco, ce ne Si vuoi chiama New York parlare? City perché comunque proviene questa idea di fare dei capi che rappresenta lo street di newyorkese, della vita newyorkese. Tu sai che a New York la moda è soggettiva, non è, come si dice, commisurata quasi tutti alla stessa maniera. Ognuno si veste come gli viene. Se una mattina uno vuole uscire con le ciabatte e si mette un pantalone, una con la gamba più lunga e una più corta, nessuno ci fa Non caso. importa a Se lo nessuno. vedono che gli piace, lo possono copiare, ma nessuno gli dice assolutamente niente. Magari ti ritrovi in metropolitana qualcuno in mutande, un suo È da modo di moda. vestire, è la moda sua. Ecco, quindi, però loro hanno questo modo di vestire lo sportwear in maniera, ci tengono molto. E quindi ho seguito e ho curiosato il mondo americano trasportandolo adesso anche in Europa e soprattutto qui nella nostra Italia. Difatti usciranno queste nuove t-shirt e felpe a breve, dando uno street americano. Questo è quello che Bellissimo. sto creando. Bene, Diego, ma adesso voglio passare dal culto del bello al culto del buono e quindi so che nel tuo territorio d'origine è nata una società che si chiama Zadì. Come mai si chiama così e di cosa si occupa? Allora, si chiama Zadì perché sono gli acronimi di due cognomi. Zadì e Zambuto, di Franco, Ok. perché il mio vero cognome è Di Franco. Quindi abbiamo inserito Za e Di. È venuto fuori un nome arabeggiante, Zadì. Difatti a quel nome abbiamo dedicato una bottiglia di vino che è il Nero d'Avola, eh, mh, prodotto da noi qui nella zona di Chiaramonte, che si chiama Zadì. Nero d'Avola, Diego Cortez Zadì. Molto Ah, buono, di alta qualità. Potete trovarlo nei migliori ristoranti qui in Sicilia. Non faccio nomi perché sicuramente sennò... è da provare, no, però sicuramente è da provare, è da provare. Ma un'altra cosa importante che faccio, oltre il Nero d'Avola, facciamo il cerasuolo e il frappato, ma faccio anche un olio buonissimo nelle nostre Ecco. zone, la Tonda Iblea. Ho impreziosito, vabbè, già qui era molto nota, ma sto facendo conoscere anche fuori i nostri confini la Tonda Iblea, che è un'oliva molto particolare di una fragranza unica che puoi abbinarla sia alla carne che al pesce, che si Pesce. chiama Verde Oro, sempre Diego Cortez, col brand Diego Cortez. Ecco, una Verde bottiglia oro. d'olio Verde Oro, tutto attaccato. Bene, per i nostri amici che ci seguono da casa, magari
Così lo ripeto proprio, Su, magari sono su interessati. internet basta che dicono Diego Cortez Official su Instagram e E vogliono c'è chiedere, oppure si tutto. rivolgono alla vostra redazione, eventualmente sicuramente qualcosa la spedirò anche a voi, così apprezzerete la bontà di questi prodotti. Non vediamo l'ora di provare, sia col sapore e anche ad indossare. Bene, Diego. Io sono quasi arrivata alla fine, no, di questa intervista, perché devi sapere che ci sono pochi minuti alla fine, ma voglio farti un'ultima domandina, magari così di ispirazione. Che cos'è la moda per te? Ma te fai domande mirate proprio. La moda è Per la mia Diego essenza. Cortez, per il tuo, ecco, proprio per il tuo stile, è una domanda molto... Allora, la moda, allora, per me, come parola termine moda, non è riferito solo nell'abbigliamento, ma è uno stile di vita. Per me, ognuno di noi deve seguire una moda dentro se stessi, non seguire gli altri, ma seguire se stessi, il gusto proprio, che può piacere e non piacere. La moda non significa piacere a tutti, ma la moda è quello che piace dentro il tuo cuore, dentro la tua anima. E questo è il bello. Difatti, il nuovo concetto di moda per molti non è più comprare tutto quello che hanno gli altri, ma comprare quello che non hanno gli altri, perché in quel modo vuol dire fai tendenza e hai il pezzo unico del tuo capo. Così tutti ti diranno dove l'hai comprato e non sanno dove l'hai preso. Quindi per me la moda è un modo di vivere in maniera singolare, perché noi esseri umani siamo ognuno di noi singolare. Il nostro Dio creatore ci ha fatto singolare perché si vede dalle impronte digitali, dall'iride, siamo unici e quindi dobbiamo essere unici anche nel modo di vestire. Bene, Diego, sono stata Posso dare felicissima di un aver... consiglio, posso dare un consiglio agli utenti per i colori dell'anno prossimo? Ad esempio, possono utilizzare l'anno prossimo, anzi quest'estate, tutto quello che hanno floreale, in particolar modo c'è il ritorno della rosa. E poi i colori che si usano quest'estate sono in particolar modo il cipria, il rosa cipria, chi ha del verde acceso in abbinato con l'azzurro è il rosa, fa un bel abbinamento. Ritorno proprio ai pieni anni 90. Ecco, mi hai sentito? Bene, ho Bene, finito. Diego, perfetto, grazie. Io sono stata felicissima di averti intervistato e abbiamo passato davvero un pomeriggio special. Adesso voglio salutare i miei amici e ricordare l'appuntamento di questa sera, del giovedì sera dedicato alla musica con strepitosi artisti, con Vincenzo Canzone alle ore 21:30, Sicily on Air. Inoltre vi aspetto domani pomeriggio con il pomeriggio special e la rubrica di viaggi. Quindi ringrazio Paolo Gatto alla regia, Marzia Morale alla redazione e tutto lo staff di Io Compro Siciliano e tutti i nostri amici ascoltatori. Diego, ti Io ringrazio, volevo dimmi tutto, sì, volevo solo ringraziare chi mi ha ospitato oggi nel laboratorio dove mi trovo adesso, che è la signora Paola Dezio, che si trova a Vittoria in via Roma. È una bravissima sarta e modellista. Mi ha la signora molto Paola. sorpreso, la signora mi ha sorpresa, è veramente bravissima. Ecco, volevo fare Bene, i complimenti. Quando i collaboratori... la salutiamo anche noi da tutto lo staff di Io Compro Siciliano e ti ringraziamo Diego ancora una A volta. presto, un abbraccio Grazie a a tutti e tutti. grazie agli amici ascoltatori, un bacione grande. A presto, ciao. Ciao.